Prima l'assoluzione e poi un nuovo processo con un'accusa tremenda, omicidio colposo della propria figlia. Tornano così alla sbarra i genitori di Eleonora Bottaro, la ragazza che rifiutò la chemioterapia per scegliere cure alternative. Sentiamo. Dovranno affrontare il processo i genitori di Eleonora Bottaro, la studentessa di Bagnoli di Sopra morta di leucemia il 29 agosto 2016, dopo che lei stessa decise di rifiutare la chemioterapia. La Corte d'Appello di Venezia ha accolto il ricorso della Procura di Padova, ha ribaltato la sentenza del GUP che lo scorso dicembre aveva prosciolto dall'accusa di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento il padre e la madre della ragazza Lino Bottaro e Rita Bernini, perché il fatto non sussisteva. Nelle motivazioni si sosteneva che i genitori mai avrebbero desiderato la morte della figlia, ma la Corte d'Appello vuole andare a fondo. La coppia è stata rinviata a giudizio e dovrà comparire nuovamente davanti al giudice il 25 ottobre prossimo. I due genitori, seguaci delle cure alternative del medico tedesco Rike Gerd Hammer, erano stati indagati per aver osteggiato le cure e spinto la ragazza, all'epoca dei fatti minorenne, a rifiutare la medicina ufficiale. Convinzioni che avevano portato il Tribunale dei minori di Venezia a privare i due genitori della patria potestà. Eleonora aveva iniziato a stare male a Natale 2015. I genitori firmarono le dimissioni dall'azienda ospedaliera di Padova e avrebbero poi convinto la figlia a cure alternative, nonostante i medici di oncoematologia pediatrica, dove la ragazza era stata ricoverata ancora minorenne, ne avessero garantito l'80% di possibilità di guarigione. Lei preferì una clinica svizzera dove fu trattata con cortisone e vitamina C, purtroppo inutili. Nella richiesta di appello il PM scrive che Eleonora aveva ereditato le illusioni dei genitori, per i quali si dovrebbe superare il concetto di buona fede. La famiglia non ha commentato la notizia.